modo di riferirsi anche in loro nel linguaggio, io all'inizio non l'avevo compreso, poi l'ho collegato con questo nostro modo di comunicare antico che c'era anche da noi. Il gentile Topezzini. Sì, quindi non è quella una presa in giro, quella di questi extracomunitari, ma è lo stesso modo di interloquire che qui era in uso. E siccome... Anche Sardegna, mia nonna in Sardegna siamo al Santo Nicca. Ma sei originario della Sardegna? Sì. Poi ne parliamo. E siccome mi sono immedesimata in una vecchietta avolese, l'ho chiamata Zannunziata, succube oggi di questa contemporaneità e di questo governo, che poverina nonostante tutto, se potesse, riuscirebbe a procurarsi quella tazza di caffè che non riesce più a comprarsi per offrirla ai politici. A Zannunziata. Zannunziata, sentite, questo governo, voi, che ne pensate? Pensare io? Tu che sei picciotto, ma visto da bene radini, è arrivato a questo punto, che volevamo fare? Non c'è che mangiare. E siamo arrivati a un punto che ritutto giù una mascandata. Sta pensionetta stessa, che cosa me la vengono a fare? Se si fanno rotonde, manco più le spese può bastare. Pezzullo di pane e i mericciaretti, io all'epoca ogni giorno ce lo potevo portare. Ora invece io non mi posso ir a domandare, perché per i picciotti non ce n'è travaglio e i miei figli umani manco più se lo vogliono ir a buscare. Cottiere, che cosa posso parlare? Io a sti signori che ho qualcosa ci volesse dire. Vergogna, voi avete solo a vergognare e se avete facce venitemi a trovare, parliamo in acqua ciocci, io rotonde me li saccio ancora fare, ve lo dico io come avete amministrare e prima di tutto i quindi nei sacchetti vi voglio fare e poi vi ci mando io veramente a travagliare, venite in mia, una tazzicella di caffè, vedo come me la posso procurare, magari che non andate a scuola, è sicuro che un buon consiglio ve lo posso dare. Grazie. E questa che invece è una poesia che mi emoziona sempre tantissimo, non so, forse lo dicevo l'altra sera a qualcuno, che è la sera della Via Crucis della Spina Santa, con delle statue stupende, meravigliose, antiche, che riproducono tutta la Via Crucis e che è completata da una bara di cristallo e oro dove è deposto il corpo di Gesù. Alla fine della sfilata per le strade principali dell'esagono di Avola rientra nella cattedrale, chiudono la porta, tu pensi che tutto sia finito lì. Così come ero convinta io per tanti anni, perché quando eravamo bambini mia mamma ci portava, andavamo a vedere la processione, partecipavamo alla processione e poi eravamo in grandi e ci faceva su e ci portava a casa a cena. E mi sono trovata un anno con una mia amica, viene adesso c'è l'affare del lenzuolo, dico cos'è l'affare del lenzuolo? Voglio partecipare. Siamo entrati, viene preso il corpo di Gesù dalla bara, deposto sul lenzuolo antico e solo le donne spengono le luci dal retro della chiesa, si fa il giro dell'isolato portando a mano, tenendo un lembo di questo lenzuolo solo donne. Che devo confessare un peccato perché poi tutte le donne vorrebbero intercalarsi ogni tanto, ma io quel lenzuolo non l'ho più mollato fino al ritorno. Io l'ho scoperto l'anno scorso per la prima volta dopo tanti anni, Un'emozione perché noi unica. si finiva quando Sì, entravano le statue e era finito. musicalmente entrava proprio lì. Certo. Ma non sapevo che il percorso lo facevano così con queste lenzuola. L'ho Io ho intitolata- fatto delle belle foto fatte da me, mentre ci sono tutte queste donne con dentro, io ci sono infilato dentro. anche Ed io, è una mi piace la poesia foto. che mi emoziona Siamo sempre. alla poesia, dai. Via Crucis. Il rumore di passi concitati insieme ai miei rompono il silenzio della tarda sera ed io, tra le mani, stringo il lembo di un lenzuolo antico. Tu, giovane, bello, senza più vita, giaci su di esso sanguinante. Siamo tutte donne, forse tutte madri. Guardo il volto commosso delle altre, mentre le lacrime rigano il mio, e con ostinazione mi aggrappo a quel lenzuolo. Il mio cuore disperato vorrei tenerti in grembo, lavare quel sangue con il pianto, svegliarti da quell'atroce sonno, gridare ad alta voce il mio dolore, aspettare a capo chino il tuo perdono ed avere nel contempo la coscienza che il miracolo è avvenuto. Ti sei svegliato e mi cammini accanto. Sei tu che sorreggi il braccio mio, mentre la mano con accanimento
stringe ancora il lembo di quel lenzuolo.